Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina, Cucinando per caso e per passione. Oggi facciamo uno dei dolci tradizionali famosi della Campania, il roccocò. Il roccocò è un dolce semplice che non ha grandi lavorazioni e è caratteristico perché all'interno ha una cospicua quantità di mandorle. La stessa quantità di mandorle si ha con la farina e con lo zucchero, quindi tutte e tre hanno la stessa percentuale. E in più poi c'è il pisto, che è un insieme di varie spezie. Per fare un cucchiaino di pisto, adesso ve lo dico così poi continuiamo tranquilli per la nostra ricetta, ci vogliono 2 grammi di coriandolo, 2 grammi di noce moscata, 2 grammi di anice stellato, 2 grammi di cannella, 2 grammi di chiodi di garofano e 1 grammo di pepe nero. Questo è il nostro pisto. Chiaramente tutto questo è in polvere. Le mandorle vengono di solito solo pelate. Pelarle, lo sapete, si mettono in acqua bollente una volta che si sono chiaramente sgusciate, si fanno stare un 2-3 minuti tranquillamente e poi la buccetta se ne verrà facilmente. Io le mandorle le tosto. Nella normalità, nella tradizione non si tostano, però io le tosto, quindi ve lo dico, nella tradizione le mandorle vanno solo pelate. Vi lascio alla ricetta e incominciamo con gli ingredienti. Per circa 12 roccocò ci serviranno un pizzico di vaniglia in polvere, oppure un quarto di bacca di vaniglia i semi, o in estrema ratio, proprio se non avete la vaniglia quella naturale, una bustina di vanillina, un cucchiaino di cacao amaro, 250 g di mandorle pelate. Io metto quelle tostate pelate perché mi piace di più, ma in origine va solo la mandorla pelata. 250 g di zucchero, 250 g di farina 00, 90 g di acqua tiepida, 10 g di pisto e poi un cucchiaino di pasta di arancia. Se non l'avete, la volete fare, la scheda su questo video, altrimenti prendete un'arancia e ne grattugiate la buccia e poi 1 grammo di ammoniaca per dolci, quindi diciamo la punta di un cucchiaino, in più un uovo per spennellarli. Ho messo nella mia ciotola lo zucchero, il cacao, il pisto, la vaniglia, l'ammoniaca e quindi tutte le polveri tranne la farina. Poi mettiamo la nostra pasta di arancia o l'arancio grattugiato, incominciamo a mettere un po' di acqua, mettiamo anche le nostre mandorle e ora alterniamo acqua e farina. Questo lo potete fare anche tranquillamente in planetaria, senza problemi, con lo stesso ordine. Non è difficile da fare assolutamente. Mettiamoci l'ultima farina e l'ultima acqua.
Se vedete che casomai l'acqua è poca, diciamo che potete comunque aggiungere tranquillamente il succo di un mandarino o di una mezza arancia. Però vedete che se poi lo lavorate si attaccherà poi alle mandorle tutto il nostro composto. Quindi adesso io lascio e me lo lavoro con le mani. Vedete? È facile, non è niente di complicato. Ora ce lo portiamo sul piano di lavoro e ce lo continuiamo a lavorare con un poco di farina, non molta, mi raccomando. Ora che l'ho lavorato un poco, faccio un salsicciotto da cui ricaveremo poi i nostri pezzi. Adesso li tagliamo, spolveriamo abbondante farina sul nostro piano e facciamo dei, come vi ho detto, dei pezzi di 45 grammi. Per sicurezza noi ce lo mettiamo sulla bilancia. Ho acceso il forno a 180 gradi. Ho preso una teglia e ho messo all'interno carta forno. Adesso faccio dei bastoncini e poi me li chiudo, sigillate bene, e poi schiaccio un poco e li metto distanziati sulla nostra teglia. Quindi un po' di farina si attaccano, ci facciamo il nostro bastoncino, il diametro va dagli 8 ai 10 centimetri, scegliete voi. Attacchiamo un poco, non li mettete, come vi ho detto, troppo vicini perché tenderanno un poco ad allargarsi e quindi poi si attaccano. Adesso me li spennello con l'uovo. Io ho preso un tuorlo e metà dell'albume del nostro uovo. Adesso me li spennello perché poi dopo ce li rispennelliamo a metà cottura all'incirca. Inforniamo a 190 gradi per 20-25 minuti. Devono essere belli dorati. Se li volete meno duri, scendete a 15-18 minuti e tenete conto però che si devono dorare, quindi alzate a 195 il forno. Poi verso i 10 minuti facciamo un altro passaggio di uovo. Eccoli qui, i rococò sono pronti. Adesso li lascio raffreddare e poi li possiamo tranquillamente conservare in una scatola o in una busta chiusa ermeticamente e si conservano molto a lungo, quindi se li fate prima di Natale per la Befana ancora saranno buonissimi. Per raffreddarli metteteli su gratella, quindi con una palettina vi aiutate perché saranno ancora un poco morbidi sotto, a levarli dalla carta forno e li posizionate sulla gratella. Ecco i nostri rococò pronti per essere portati sul tavolo dei dolci. Buon dessert e buon Natale a tutti!